them. So you lock them down and you think that you've won, but them a whole a meditation out in a iration. Continuiamo a parlare di nuoto sincronizzato. Zona Nuoto questa settimana si trasferisce in provincia di Treviso per parlarvi del 23° Trofeo Sincro organizzato dalla società Veneto Banca Montebelluna e Monte Nuoto. È sorto proprio per dare un'occasione in più alle bimbe piccole, che sono le loro prime esperienze. È una disciplina difficilissima da praticare perché è difficile il controllo emotivo. L'età va dai 12 anni ai 6-7 anni. Il livello è in particolar modo quello regionale Veneto, che è un buon livello, cioè a livello nazionale abbiamo 5 società tra i primi 15-16 credo posti in Italia, a livello di classifica generale, per cui il livello è molto alto. La manifestazione ha visto in acqua moltissime società venete ed anche un paio di fuori regione come Torino e Cagliari. Nel programma tecnico durante la mattinata spazio alle gare di solo e doppio, mentre nel pomeriggio alle squadre e dal libero combo. Tra le protagoniste Enrica Piccoli, 12 anni e già risultati importanti alle spalle, in uno sport, il sincro, che unisce alle difficoltà anche molte soddisfazioni. La difficoltà di mettere assieme dei movimenti che potrebbero fare all'esterno in un ambiente acquatico, quindi quello che non è il loro ambiente di vita quotidiana. In più appunto il dover sincronizzarsi con la musica, con le compagne, continuando a pensare proprio alle posizioni tecniche, alla squadra, il gruppo, le compagne è la cosa che più le motiva a continuare. Il rapporto che si crea tra di loro è sicuramente l'arma vincente perché non smettano, e poi il piacere di ballare in acqua e di danzare proprio a ritmo di musica. Ho cominciato più o meno 7 anni fa, quando avevo 5 anni, all'ultimo anno di asilo, e sinceramente non sapevo neanche che questo sport esistesse, quindi sono state un po' le allenatrici che cercavano un po' di bambine. Subito ai primi mesi mi piaceva tantissimo, insomma, la musica, i costumi belli, tutti colorati, cioè mi piaceva tanto. È da 2 anni che faccio gare nazionali, gare a livello nazionale. Già l'anno scorso ho avuto dei buonissimi risultati e anche quest'anno spero di averne altrettanto migliori. La Veneto Banca Montebelluna, con i suoi 25 anni di storia alle spalle, è una delle società di spicco in ambito veneto, ma anche nazionale. Siamo con orgoglio tra le società più in alto a livello veneto, ma anche direi a livello italiano, perché stiamo tra la 4ª e la 6ª posizione a livello nazionale. Mi sono innamorato di questo ambiente. L'ambiente del Veneto Banca Montebelluna, della piscina, è un ambiente eccezionale, dove si vive lo sport con la S maiuscola. E quindi niente, io ho pensato, ho creduto, anche gli altri dirigenti forse stanno credendo in me, di poter fare qualcosa per questa società, ma non soltanto. Il mio obiettivo è quello di fare qualcosa per questo sport. Per le ragazze è fondamentale appunto poter lavorare in un ambiente che ne favorisca la crescita non solo tecnica ma anche umana. In questo senso anche l'apporto dei genitori è fondamentale. È un'esperienza bellissima, merita veramente la pena aiutare queste ragazze e aiutare proprio il mondo del sincro, quindi a tutti quanti, chi è interessato, avanti, e abbiamo bisogno di tutti, anche e soprattutto dei genitori.